Bella raga, ciao a tutti, la comandante veneziano. Questo gioco è una roba incredibile. Non mi. Non mi. C'era dei tempi, non so. Non so neanche. Forse, boh. Flash Simulator X. O boh, è l'ultimo forse gioco che mi ha incollato così allo schermo. Pazzesco, è qualcosa di incredibile. Troppo, troppo bello. Cioè, per qualcuno è sempre la stessa. Forse può dire, ma cacchio, come è sempre la stessa cosa? No, cazzo. Non è mai la stessa cosa perché in questa disciplina qua ogni gara è veramente una storia a sé. Signori, con un po' di emozione, annuncio una cosa, siamo ovvero, basta, finito. Inseguimento World Cup, scusate, un momento di panico. Allora, più 5 più 1 godo. Allora, più 5 più 1 godo, più 5 più 1 godo. Questi. Andiamo, obiettivo, voglio medaglie. Io sono un grande. Cioè, siamo forti, ragazzi, i parametri ci sono. Vai, start race. Vai, partiamo un po' indietro. Mamma mia, partiamo molto indietro. 11esimi con un distacco molto molto elevato. Vai raga, si parte. Vediamo cosa riusciamo a combinare in questo inseguimento. Il Cume vuole. No, il Cume vuole un po' di medaglie. Voglio medaglie, voglio medaglie. Solo che siamo lontani, cazzo. Cioè, veramente i primi pompano a manetta. I primi pompano, signori. Però non vedo l'ora di avere il primo podio per avere il primo podio è la cosa più vicina per entrare nel Hall of Fame. Il primo podio nella categoria Coppa del Mondo. Speriamo, speriamo, dai. I primi due sono già praticamente al quinto giro. Molto bene. Bene, ma non benissimo. Bene, ma non benissimo. Bene, ma non benissimo. Siamo tanto distanti, quindi non ci possiamo permettere errori, purtroppo. Questa è la dura e la cruda realtà. Abbastanza bene, abbastanza bene. Però siamo tanto distanti dai primi e questo, il problema vero è questo. Che siamo partiti già con un distacco importante. 11esima posizione, non cambia nulla, non cambia nulla purtroppo. Il distacco è troppo elevato. Per carità, ci stiamo piazzando bene sempre, questa è la cosa più importante, però avete consigliato i boost, quelli per l'ultimo giro a bomba, per non avere problemi con i battiti nel poligono. Queste cosine qua meravigliose, ma le posso fare alla fine, prima devo fare le cose più importanti, raga, se no. Abbiamo già un distacco importante, purtroppo. In realtà non sono lontanissimi, però questi sono tutti forti, cioè non è che posso guadagnare tanto. Così è, ragazzi, è così. Questo è il biathlon, signori. This is biathlon. Siamo al secondo laps. Siamo al secondo fottutissimo laps. Guarda questi, ma guarda questi come corrono, fioi. E andiamo. Marecek è devastante comunque. Ha rotto un po' i maroni il signor Marecek. Abbastanza bene. Proiezione place 5, ma non credo. Proiezione place 5, ma non credo. Sono proiezioni fasulle. Sono proiezioni fasulle. Sono fasulle. Ma siamo sesti, raga. Siamo sesti. Attenzione. Attenzione. Il podio è distante, ma siamo in una bellissima posizione. Perché c'è il settimo posto, perché sti qua devono pompare come dei disgraziati. Seventh place. Il primo è praticamente già arrivato. Il primo sta già
Il primo è già in Italia a fare le tappe italiane, no, svedesi, se mi ricordo della prossima. Però il Cume, prima parte di gara buonissima, adesso vediamo la seconda in piedi, chiaramente è tutta un'altra storia, ma non siamo lontani se possono sbagliare gli avversari, se noi non sbagliamo tutto è possibile. Marecek è già il possibile. Marecek hai rotto tre quarti di cazzo, però, cioè, ora Marecek, cioè, Marecek ha già finito la gara praticamente. Marecek, zero errori di Marecek, cioè, Marecek fa il record della pista, fa il record di tutto a Marecek. Ok. Porter Wright comunque. Buono, buono, buono. Proiezione però sempre una merda. Mamma mia. Sono stati lenti, 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 lenti purtroppo. Ottavo posto, perdiamo addirittura una posizione nonostante zero errori. Questo fa capire quanto difficile è sto sport e sto gioco. Cioè, fioi, io non so più che minchia fare, detta proprio in francese. Perché lo svantaggio era elevato all'inizio e dopo non è che recuperi, capisci? Questo è il discorso. Però il Kuma è molto competitivo. L'enfant prodige. Si sta provando però il Kuma, non molla niente il Kuma. Grande atleta, il talentissimo. Marecek è già il poligono. Ragazzi, il Marecek è già finito il poligono, Marecek. Mamma mia, che fenomeno Marecek. Due errori però di Marecek, attenzione. Anche Marecek sbaglia, due errori del campioncino ceco. Vai. Purtroppo non basta. Vai. Six place, eight place, scusate, eight place. La 7, 6, la top 5 è impossibile. Però sono tanti soldini che arrivano e soprattutto tanti punti. Il Cume comincia a spingere, il Cume comincia a spingere. Ma anche con lo sprint massimo faccio fatica, ma ragazzi, ma quanto duro è sto gioco? Per aver tirato quei coglioni. No, erroraccio, erroraccio. Ho perso tutto. Rischio di perdere anche l'ottava posizione. Brutto errore qua del Cume. Prendo veramente una rete. Peccato. Ho perso moltissimo, rischio di perdere l'ottava posizione. No, ti prego. Ma guarda che roba. Guarda, guarda, Vardio, Vardio, Vardio. La perdo, l'ottava è persa. Nona posizione, va bene, va bene. Distrutto, povero uomo. Distrutto il cuore. Marecek, fenomenale comunque. Già com'è secondo. Perrotta, si dice. Eric Perrott, mi gasa. Eric Perrott. È un uomo eccitante, Eric Perrott. Buono, buono, buono. Allora, total score, siamo già sedicesimi alla seconda stagione. Signori, un Cume meravigliao.
Ok, 22 anni e si gode. Schedule. Individuale, Repubblica Ceca, casa di Marecek. Siamo a casa di Marecek. Andiamo a vedere già Marecek come domina. Marecek non ha un cazzo, però. Marecek. Due vittorie. E quanti podi? 6, madonna. Carriera importante, meno 11, meno 15, ok. Perfetto, e andiamo per l'individuale che è sempre bella tosta. Partiamo 13esimi. Vai, andiamo verso la gloria. Pop, pep, pip. Vai. Vai come, vai come, vai come. Spingi a fondo, spingi a fondo. Questa è bella tosta questa, attenzione. A casa di Marecek siamo. Siamo a casa del buon Marecek. Cerchiamo di fare un primo giro tranquillo, diciamo non proprio a tutta. Che quando sono i 5 giri dell'individuale non possiamo proprio... Dove cazzo vado? Dai Kuma, dai Kuma. Possiamo fare grandi cose ragazzi, io ve lo dico. Un podio lo possiamo prendere secondo me. Però non possiamo sbagliare nulla. Ok, dai che andiamo al poligono. Dai Paolino che andiamo al poligono. Dai Paolino. La vediamo davanti. Giacomel stranamente in testa. Comunque zero errori nell'inseguimento, Buon primo giro. Giacomel lo sappiamo, è di un altro pianeta, ma tanti qua. Però intanto noni siamo finiti. Abbastanza bene, dai, dai che va bene. Fa un po' di sprint, ce lo meritiamo. Siamo quarti, Wright è forte il Wright, È forte il signor Wright. Ah, se devo perdere tempo perché i cogli... Ma va, è una roba che mi fa perderla, guarda, no. Siamo quinti. Ci dobbiamo consolidare, 22 anni, siamo i più giovani del gruppo. Davanti a me avevo tante possibilità veramente di diventare il più grande biathlon atleta della storia. Scusate per la licenza poetica. Five place, five place. Five place per il talentissimo. Sentite il tifo. È molto amato il Kumendone soprattutto dalle fanciulle.
Vai come, spingi a fondo, spingi a fondo. È che il podio, come cazzo fai a prendere il podio con sta gente? Cioè, o salto qualche gara già per tentare quest'anno, oppure mi miglioro di brutto quest'estate, alla fine della quinta stagione. Vediamo. Vai. Siamo anche veloci, spariamo bene velocemente, ma comunque Fiori, cioè il podio non lo vediamo. È una difficoltà importante, lo sappiamo. Mamma, veramente è di un impestato sto gioco, però Fiori, mamma. Cioè, secondi però, dai, secondi. Il signor Giacomel è imbattibile a 90 di overall contro i nostri 86, se non erro. La differenza è clamorosa. Vai Comandone, regalaci il fottutissimo The Dream. Regalaci il fottutissimo The Dream. Dai Kume, dai Kume. Avere Giacomel come riferimento è importante. Ma 12 secondi da Giacomel, cioè. C'è tensione, c'è tensione. Giacomel 0 errori, Kirasiev 0 errori anche nel terzo poligono. Ai ai ai. Ci mette molta pressione sta cosa addosso. Su Giacomel perdiamo sempre, poi Giacomel. Meno male che è italiano, orgoglio italiano, vai Giacomel. Che alle Olimpiadi ha avuto anche difficoltà, cioè si è ritirato la prima in classifica se non erro. Oh, questo pompa a mia arma tutta. Siamo al terzo poligono. Attenzione, una proiezione incredibile, ma stiamo buoni. Buono, buonissimo, buonissimo. C'è un po' di tensione, calma. C'è una leggera tensione per il talentissimo. La proiezione ci vede. Secondi, ma abbiamo recuperato. Ha sbagliato Giacomel. Un errore di Giacomel, silenzio. Ma perché non siamo alla fine del poligono? Non è ancora uno purtroppo. Sono teso, raga, sono teso perché senza cappelle l'ultimo poligono è stato tesissimo, avviso già. Avviso i naviganti, lo dichiaro alla dogana, l'ultimo poligono sono tipo col cuore in gola. Ci sono chance pesanti, ci sono chance pesantissime. Perdo un pochino in sto tratto. Sempre secondi. Mamma mia, mi sto cagando addosso. Già com'era il poligono. Già com'era il poligono. Tutto perfetto, purtroppo Giacomel non sbaglia. Quando conta Giacomel non sbaglia mai.
Mamma mia, che garona però, che garona. Comunque vada la garona. Spero non la medaglia di legno, però almeno piuttosto il quinto posto. Però chiaramente non devo sbagliare qua. C'è una tensione senza un minimo di senso. Kiriasev tutto buono purtroppo, non sbaglia neanche Kiriasev. Quindi... so cazzi! Detta proprio simpaticamente. Qua il ritardo anche alto. Proiezione non bellissima come prima. E sono teso, raga. Adesso silenzio. Butto via forse una medaglia. Incredibile. Incredibile. Cosa ho buttato via, signori? Quarto posto. Non ho parole. Non ho parole. C'è anche Wright, per carità, però... Questa fa male, ragazzi. Questa fa male, perché... Speriamo a fine gara facciamo due conti e cerchiamo di capire. Errore veramente imperdonabile. Rispetto a Wright, sì, ciao. No, ma chissà, eravamo là. Porca. Però ci siamo, ragazzi, ci siamo. La strada è quella giusta. A questa difficoltà, con parametri neanche più bassi rispetto a parecchi, insomma, ai big, va benissimo. Marecek è dietro, per il momento. Peccato, ragazzi, senza quell'errore... Adesso vediamo. Marecek 3 errori, quindi ero davanti a Marecek. Non ci credo, non ci credo. Non quarto, ti prego, non quarto. Non quarto per piacere, non quarto per piacere. Sarebbe la beffa delle beffe. Ti prego non quarto, non darmi questa delusione. Ti prego non quarto. No, ho paura. No. Sì, quinto, dai, va bene, quinto. Ok. Ma basta. Sesto, sì, non arriva per buono, sono felicissimo. Sesto posto, grandissimi. Non arrivavo comunque a podio, manco male, niente po'. Ma ragazzi, che gara, silenzio, fio, il Cume risponde alle critiche. Qualche critica, perché ci stanno le critiche, che vedo, insomma, che mi piacciono le belle donne, queste cose qua, è ovvio. Cioè, ci sta. Comunque andiamo a vedere il total score. Signori, siamo noni alla seconda stagione, quinta e seconda in World Cup. Non so se mi spiego. Adesso abbiamo la sprint in Czech Republic. E qua voglio spaccare i culi. Aspetta, i gradi come. Più 5 più 1, più 5 più 1. Ok. Siamo perfetti, anche i gradi sono perfetti. E qua andiamo a medaglia. Siamo on fire, ragazzi. Andiamo a medaglia. Dai, l'ultimo, fare partire per l'ultimo. Vabbè, 32esimo, va benissimo. Però abbiamo dietro Giacomel, il più... Ok, sappiamo che un posto è occupato da Giacomel. Sesto posto, miglior risultato in carriera in World Cup. Siamo vicini, sento che la medaglia è vicina. Ci vuole anche un po' di fortuna comunque, Fatalità, tutti azzeccano la gara della vita. Tutti quanti me l'avete scritto in 1000 modi, ci sto provando. Usa tutta quella cacchio di barra nella sprint. E ragazzi, è questo quello che voglio fare. Bruciarmi tutto, distruggermi. Cerco di tirare in ogni punto, in ogni lago, in ogni fiume.
Nevicata importante, secondi all'intertempo. La sprint, è fondamentale nella sprint, usare tutto, lo so. Ovviamente non posso, non devo sbagliare il poligono, come ho fatto finora, veramente delle gare quasi impeccabili. Molto bene, terzi a 0-1, terzi a 0-1. Dai, come devi spingere, non devi aver paura. È tutto. Possiamo fare il podio, non è impossibile, raga. 0-2, siamo tornati secondi, dai. Adesso però sono morto, devo prendere un po' di energia al poligono. Devo prendere... Qua parte Giacomel, me lo sento, in partenza Giacomel. Adesso Kume veloce, preciso, preciso, veloce, veloce, preciso, preciso, veloce, veloce, preciso. Dai Kume. Ok, siamo già in zona. Siamo già in zona perfetta. No, sono scivolato. No, no, no! Ho buttato via la gara. Sarà quasi impossibile recuperare, ma puttana miseria. Sono proprio scivolato. Ah, brutto errore. 21esimo. Ah, Dio mio. Intera sprint proprio... Vabbè. Credo che devo qualificarmi assolutamente per le prossime gare, eh. Che brutto errore, ma proprio un errore regalata, proprio regalata questa sprint. Classica sprint regalata del Puma. Ma che bello veloce, tranquillo, no, devo fare la cagata. L'importante è qualificarsi, dai. Noi vogliamo questa medaglia. Stiamo per 23esimi addirittura stiamo per... No dai, però come adesso non mi puoi addirittura perdere però. 20esimi. Vediamo un po'. Perché vedo tanti errori davanti però, vedo tanti errori davanti, quindi stiamo calmi. Cioè la qualificazione con 0 errori chiaramente adesso non è in discussione, però dobbiamo fare 0 errori adesso, cioè abbiamo alternative. Bello, forte sto right comunque, sempre tra i primi top 5 quasi. Perché ho perso? No, non è vero che ho sbagliato, non è vero che sono così un coglione. Non è vero. Ma non è vero mai, ma non è vero mai. Orribilante sta sprint. Ah. 18esimi, la vedo molto grigia. Che cagate su cagate. Siamo al filo da non qualificarci, teoricamente, se non so. Dopo la prossima non è... Non serve arrivare qua in top 21, però...
Male, Giacomelli intanto è già scatenato. Non è ancora il mio momento, non siamo ancora nell'era Kume. Dopo l'era norvegese siamo nell'era Giacomel Marecek adesso, secondo me. E Marecek è anche giovane, teoricamente ci sarà un giorno, spero, con Marecek con qualche anno in più, ma al top. L'era Marecek veneziano. Sarebbe bello, 23esimi secondo me stiamo sotto sopra i 22, incredibile, incredibile. Dopo le ultime due gare è incredibile. Perché ogni gara è una storia, sai, per quello sto gioco è una droga. Spingi, spingi come, spingi come, spingi come. Ok, forse abbiamo recuperato qualcosa, forse vediamo. Lo vedo già 15. Sì, ai ai ai, mamma mia, malissimo, malissimo, malissimo. Fuori da tutto, se non ho la gara, non posso allenarmi, è vero? Se sono fuori dalla gara non posso allenarmi, cioè questa è una cagata, secondo me. Voglio allenarmi però. 27esimo, male. Male, male, male. Next. No, mi alleno qua. E che cazzo, training. Allora. Alleniamoci, sprint. Qua aspetto proprio la fine per questi. Io farei qua che siamo messi male. 3 e 3. Ok. Ne proverei anche un'altra. Qua posso, qua è già nuova, è già la nuova. Sprint in Estonia. Forse intanto ho soldi per allenarmi. No, allora faccio un cazzo. Dai, siamo migliorati ancora un pochino però. Avete i gradi? Meno 11, meno 15. Ok. Un'altra sprint. Vai raga. Ste sprinto. Non ne indovino mezza. Sbaglio tanto al poligono con due colpi, è incredibile. Non ha senso, ma è così. Vai Kume. Ho migliorato ancora un po' i parametri. Però non ho aumentato l'overall. Ok, subito a partenza arrogante di veneziano. Ma Giacomelli è tranquillissimo. Il leader della Coppa del Mondo. Ha vinto le ultime due Coppe di Cristallo. Ha detto ragazzi il futuro è solo uno. Il talentissimo. E noi ci fidiamo di Giacomelli. Detto che il Kume ha tutto per dominare questa specialità per i prossimi 10 anni addirittura. E un altro è Marecek. Infatti sarà proprio l'era Marecek veneziano secondo Giacomelli. Staremo a vedere, signori. Il Kume sta già dando tutto, Fiori. Siamo usciti malissimo dalla sprint. Sempre quinti pompano davanti, purtroppo. Quarti che recuperiamo one position. Ok raga, andiamo al poligono. Proiezione bellissima, ma calma. Grande Kuma. Veloce, veloce.
Primo. Ne mancano tantissimi di forti, ma è bellissima questa... Il colore verde è bellissimo in questo sport. Sono tesissimo, ragazzi. Sto gasando a sbrega. Sto no, veramente. Che giocone. Tutta l'Italia fa il tifo per Giacomello, sappiamo, è lui il leader, è lui il più forte in questo momento, è lui l'uomo copertina, ma il Kuma è più giovane e il Kuma ha un potenziale forse anche più alto di Giacomel. Staremo a vedere. Vediamo la proiezione. Siamo ancora primi di pochissimo, ma siamo primi. Non mi rompete i coglioni, però. Ok. E adesso non commento oltre di quanto questo poligono è fondamentale per l'ecosistema cumenbiano. Ah, però ne mancano ancora tanti, pensavo meglio. Ne mancano ancora tantissime. Attenzione, proiezione che non mi piace. Ah. Niente, proprio non ho la freddezza necessaria, non c'è niente da fare. Quando conta ancora non ci sono tanto. Peccato perché eravamo prima alla grande, non ci credo. Peccato. Non siamo ancora pronti per le medaglie a livello mentale. Non siamo ancora pronti per le medaglie, purtroppo. È una dura realtà. Ci sta, è giusto, è giusto, è giusto. La strada è ancora in salita, come. Però insomma, sono tranquillo da un punto di vista futuro, so che possiamo vincere tutto se la testa c'è. Perché è chiaro che conta anche quella, anzi soprattutto quella in uno sport come il biathlon. Spero che almeno la qualificazione sia sicura, insomma, comunque ho sciato bene. Senza quell'errore ero straprimo qua e dopo è chiaro che... Peccato ragazzi, peccato, ancora un errore maledetto in piedi. Iresia ovviamente non sbaglia mai. Quinto posto, ma rischio anche qua. Incredibile. 8, 9. Attenzione. Adesso vado bene così, dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Guarda Giacomel che presta... Guarda, non ci credo, guarda. Gentaglia davanti. Non ho parole. Questa è dimostrazione che ogni gara a sé, ma potevo farci... Ma sta gossito che sia meglio, perché... Situazione grottesca, qua abbiamo l'inseguimento. Più 5, più 1. Ok.
poi vediamo quanto avevo di registrazione, perché perdo la cognizione del tempo su sto cazzo di gioco. Vai, sei sempre indietro. Sbaglio sempre la sprint che non devo sbagliare. Vai. Vabbè, chiudiamo con questa, dai, che 5 giri chiudiamo. Ci manca ancora quel qualcosa, ma hanno fallito tutti i big, è quello che mi sta sui maroni. Qua se le danno di santa ragione. 14esimi, recuperiamo una posizione. Giacomel 16esimo, è pazzesco. Ma adesso arriva Giacomel, sento già la falcata. Lo percepisco Giacomel. Dai che siamo tutti là però, Abbiamo Zeni davanti. Altra speranza azzurra. Va bene, va bene, va bene. Nona, decima posizione, che 2 ball però. Pensavo qualcosa meglio, che cacchio. Chiaramente al primo poligono sbagliano i pochi perché sono tutti belli riposati, freschi. E Giacomel? È il signor Giacomel? No. Non è il signor Giacomel. Vai Cumendon, vai Cumendon. I primi 3 sono già in fuga, però che 2 ball. Però teoricamente non sono tra i super big, quindi secondo me possono sbagliare i primi, Possono sbagliare i primi, secondo me. Ho questa sensazione. No, invece no, che coglioni. Sì, sbaglia uno l'ucraino. Marecek sbaglia, incredibile. Veloce anche, veloce. Ma muovite però. Pachidermico. No, mi butta... No, vabbè. Vergognosa questa cosa. Non riesco a guadagnare posizione. Eppure ho sparato veloce e preciso. Non so cosa devo fare, perché... Ma poi chiaro sbaglio io perdo 870 posizioni. Davanti hanno sbagliato in pochi, ma è gente che non è tra i big però. Non sono iper big. Marecek settimo.
Andiamo al terzo sparo. Ah. Veloce, veloce, come bravo. Non basta comunque, ma bravo. Ottavo, ottavo, ottavo. No, decimo, ancora decimo. No, basta però. Ma che cazzo, ma non sbaglio mai, vado veloce decimo. Ma che è sta storia? Io capisco che avevo un po' un svantaggio, ma... Boh. Sono veramente dopati sti qua, perché... Cioè, pensavo ottavo almeno. Cioè, ho guadagnato, per carità, siamo vicini come te in distanza, però... Vedermi ancora decimo mi girano i maroni, sinceramente. E non tutti hanno parametri migliori del mio qua. Stiamo dando veramente tutto, però questo è veramente... veramente lo ammiro sto Pume. Mi autoammiro, signori. L'Ucraina va a vincere la gara sicuro. Boh, sono velocissimo, ma non basta. Ma non basta, vediamo. La proiezione mi dà quinto posto, vediamo. Quinto, sesto posto. Dai. Dai, non male, non male. Zero errori e siamo sesti, cioè... Ti girano un po' i maroni. E il bello è che non ci sono i big, a parte Wright e Marecek. Ho sbagliato la sprint, se non cappellavo la sprint, vedi, è così. Devi essere costante sempre in sto gioco. In sto sport più che altro. Non riesco mica a prenderlo, neanche la soddisfazione della top 5. Sì, ma sembrano pompare veramente tanto di più, però, Vabbè. Adesso chiaramente perdo anche la posizione, ma fa... Guarda che roba! Tutti corrono più di me. Ora il Galbusto sto qua, secco. Settimo. Più di così, però la vedo dura, Sono tanti bei punti, sono contento, però Giacomello è molto indietro. Male Giacomello, non in gran forma. Un attimo solo. Raga, ci spariamo la cosa, vediamo se la possiamo fare. No, non ci sono perché. Ma scusa un attimo, ma... Giacomel, Carrara, perché sono solo i big. Peccato. Speravo, io speravo. Allora, total score 200, ma si è messi molto bene.
Molto bene siamo messi. Siamo già salvi quasi. Adesso abbiamo Ray. No. Sprint. Dai, chiudiamo con una sprint svedese. Meno 16. Ok. E andiamo a chiudere qua, dai. Stiamo sempre sull'oretta di video. Che me la godo, che me la godo. Partiamo molto indietro, ma Maricek e Wright sono ancora più indietro rispetto al sottoscritto. Scusate, sono. Cioè, sto gioco mi rilassa, mi gasa, ma anche mi. Ti spompa da un punto di vista di fatica perché è veramente. C'è un gioco competitivo, fino ad hard, competitivo. Non oso pensare a folle, bella. Proviamoci. Vediamo se c'è margine per fare un'impresa finale, magari. Comunque tanti bei piazzamenti quest'anno, ragazzi. Il miglioramento è abbastanza clamoroso. L'altro anno lottavo per la salvezza, quest'anno siamo in Europa League quasi, detta proprio rubando termini calcistici. C'è insieme Giacomello, Ardit, Bionaz. Tre italiani che possono veramente scrivere pagine incredibili con un Elia Zeni veramente gasante. Però è giusto da Giacomelli, il leader della squadra, è giusto che sia lui a fare le staffette, allora ci mancherebbe anche altro. Vai. Andiamo a sparare Beppe, andiamo a sparare Beppe, andiamo a sparare Beppe, andiamo a sparare Beppe. Vai. Ma questo è anche veloce, non mi si può dire niente, che cacchio. 11esimi. Quelli che ho sparato lento allora. Non me l'aspettavo, sono un po' rimasto di bene. Ho sparato senza errori, veloce. Non basta, non basta Cuba. Non basta. Sixth place. Sixth place. Ma serve l'acuto. Stiamo spingendo tanto, siamo un po' a corto di sprint in sto momento. Siamo indietro, raga, siamo indietro. Vai. Veramente, quando scio bene, sparo bene, tutti fanno i fenomeni, tutto 0, 0, che bastardi. Maledetti. Proiezione orrenda. Tutti a 0 davanti, incredibile. Adesso nessuno sbaglia, ovviamente.
Ah, lento l'ultimo purtroppo, vai. Lento l'ultimo, ahimè. Sesta posizione. Sixth place. Incredibilmente non ha sbagliato quasi nessuno davanti stavolta. Sempre sesta posizione, non mi schiodo. Si prova a spingere il talentissimo. Guarda come spinge il Come, guarda come spinge il Come, sta provando una rimontada. Quinto posto. Dai Come, bella rimonta finale, secondo me. Chiaramente non basta per il podio, ma lo sappiamo che il podio è impossibile. Sesto posto. Ottavo in realtà. E tutti là. Vediamo una cosa, statistiche. Allora, skip time, 12esimi skip time. Primo lap malissimo, quindi il primo giro male. Secondo, terzo, ottavo. Shooting time 30. È qua il problema nostro, sì. Avete ragione voi. Sì. Sono ancora lento. Shooting 27. Addirittura ultimo. No, dovevamo mirare qua. Range time. Sempre una merda. Split. Vabbè, qua sono gli split. Sì, lei lo sparo è il problema, dai. C'è poco da fare. Sparo 3-4 secondi più lento di media, secondo me che di più. Ok, mass start abbiamo. E partiamo comunque da una buona posizione. Interessante la prossima gara. Raga, sotto il comodoro veneziano siamo decimi nella generale. Scusate, ma non è poco. Raga, alla prossima con questo gioco che per me è il gioco dell'anno. Ciao!